Siamo pronti? Prontissimi! Tra un attimo facciamo anche il video. Io mi chiamo Giuseppe Castiglia, lui si chiama Comis e tutti e due facciamo Alla Catalla insieme a partire dalle 12 su Radio Fantastica. Sì. Il 22 di luglio invece ci sarà la prima uscita di un CD che si chiama 50 sfumature di Castiglia. Sono 50 e oltre minuti di divertimento con barzellette vecchie, nuove, canzoni, insomma è una sorta di raccolta e lo troverete nel supermercato Conad della vostra città. Allora Gianfri, l'argomento di oggi è esattamente quello di ieri, Esatto. Dobbiamo recuperarlo, no? Qual è? Sì. Te lo ricordi? Aspetta, facciamo una cosa, visto che c'è un Tonietta Facciamolo fare a disponibile, lui, sì. usa una mano per fare la tua ripresa e una per fare la nostra. Riuscirà a Eccoci qua. gestire le due cose? Allora, mettiti più da Gianfranco, che io non ne dire, mettiti più fermo, stai fermo così. Stai fermo, non ti muovere. L'argomento di oggi è: se siete, che ne so, invitati a un quiz, per esempio, di quelli dove si vince 1 milione di euro e avete bisogno dell'aiuto da casa, chi è il sapientone che chiamate per farvi dare l'aiuto? Chi è? Chi è? Devono dirlo loro chi è. Il tuo chi è? L'hai Il detto mio, ieri. l'ho detto ieri, mia sorella, dai. Sua sorella, volete chiamare sua sorella? Dopo vi diamo il numero. Intanto fino alle 2 state con noi, 346 87 24 877 è il numero dei nostri sms e del nostro WhatsApp. E poi c'è la nostra pagina, Alla Catalla Official Fanpage, lasciate Sotto. il vostro commento qui. Chi è il sapientone che chiamereste per vincere 1 milione di euro? Ciao. Mi troverete più sbarbato rispetto a ieri che aveva una mappa che pareva un talebano. Io sono Oggi rimasto talebano. Tu sei talebano, tu Sì. sei rimasto tale e bano. bano. Ecco. Vai. Ribondipe a Ricciao Semola. Oh, a chi chiamerei? Ma perché tu pensi che io me medesima moi potessi essere ammessa a questo quiz? Ma io anche in selezione eravate a fare, dici, quindi smack, ciao, stupefacente a domattina, forse l'obsoleta ignorante. Ciao Vicky. Tutto unito, Io per il quiz chiamerei proprio Giuseppe Castiglia perché lo ascolto sempre e mi stupisce sempre di più per quanto sia colto. PS è un particolare, no, com'è? Non è un particolare allisciamento. Luca da Catania, ci mancherebbe. Peraltro hai detto che ti stupisce, quindi evidentemente pensavi che era un cretino, no? Dici che so conta barzellette. Invece ti stupisce perché sa anche delle altre cose, hai capito? La canta tutto il mondo questa canzone, E tu non la volevi mettere! Ha una Ford Fiesta nera, se la volete Con lo graziare. spoiler e le luci blu sotto. La trovate qui al parcheggio delle Zagare, poi senza far vedere la targa gli fai vedere dov'è. Messaggio promozionale. Parliamo di telefonia e quando lo facciamo ad Alla Catalla e anche ad Alla Catalla Wake Up ci riferiamo al 3 Store del centro Sicilia. Credo sia ora di leggere un bel po' di messaggi che abbiamo sulla nostra Alla Catalla Official Fanpage. Dunque, Mattia Famoso, giorno Pippolongo e a Liccascogli. Come a Liccascogli? No, a Liccascogli Vabbè, va. no, dai. Francamente io non saprei chi chiamare, di solito sono gli altri che chiamano sempre me. Lui è il sapientone del gruppo. Certo, caro. Infatti io qui si spattano milioni di euro ogni giorno, c'è voglia. gente che si spatti milioni di euro. Davanti a te ci sono io, ora io ti piglio e non un altro uomo. Forza mettete buono. Tranquillo, ora da bessuia cosa. Ora va besso tu, non pensare niente, già besso. Ma poi cabezzare, ci vuole che bessa io. Non sei tu la pianta all'occhiello. No, lui non è la pianta all'occhiello di questa trasmissione. Ma la pianta all'occhiello da dove? Tu devi sapere. Lui è il cacio sui peperoni. Direi che è il cacio sui peperoni. Enzo DJ Coco, ciao Peppe, Scadillicchio. Scadellicchio, dai. Beh, se io dovessi chiamare a casa per chiedere aiuto per rispondere a una domanda di un quiz per vincere 1 milione di euro, semplicemente chiamerei il mio amore Loredana Ciancio. Ti pareva? Che mi dice mia. È molto intelligente e ha più cultura di me. E infatti noi ci chiediamo perché sta con te. Ce lo chiediamo. Turi Papale, io chiamerei il mio amico a Londra, sempre se è concessa l'interurbana. Ma chiami, c'è uno a San Bercio Clarezza, alloggialo a chiamare. Elvira, c'è Elvira Di Stefano che scrive: Giorno, siete riusciti a farmi cantare Battisti proprio oggi che sono un po' giù. Leva sta musica, che cosa gli hai fatto alla ragazza? Parla, Che cosa gli hai fatto? Ok. Stavolta non c'entro io. Che cosa gli hai fatto? Che No, te stai io non mettendo c'entro. cuffia? Ma come per sicurezza com'è? così controlli i livelli audio. Sì, livelli audio controllo. Cos'è che
Raccontaci cosa hai dove fatto sei ad stato? Elvira. No, io la Che faccio. fai? Io vi assicuro, la faccio stare sempre benissimo quando è con me, felice, tranquilla, serena. E quindi? Niente, penso che sia un po' preoccupata perché Per oggi che suo nonno cosa? deve fare un piccolo intervento, infatti lo salutiamo. Allora lo salutiamo. Il nonno come si chiama? Non sa come si chiama il nonno della sua fidanzata. Fai schifo. Da quanto tempo state insieme? 3 anni. E non sai come si chiama il nonno della tua fidanzata, che non sta Mendeganza fu. neanche bene in questo Buttatelo momento. fuori di casa. Un filmino no matrimonio fatto da cosa? Da Dario Argento. Sì, Spielberg, non lo so. Bellissimo. Un testimone gli anni anda all'acqua santo, testimone nella fonte battesimale. Perché così? Lo sai, c'è un testimone che ne anda nella fonte battesimale tipo una piscina, no? Un parino ci dice manca l'acqua battesimale, l'acqua benedetta. Ci penso io padre, perché poi lo trovano che galleggia dalla piscina a testa sotto, a panza sotto. Perché è così triste questa Perché il cosa? filmino del matrimonio truce, no? Dai! Bello, poi inviti gli amici a vedere il film e non ci fa vedere una cosa bella, no? Scusami, bello, no? Poi che sai, c'è un zio della sposa che si affoga a casa Sizza, che muore da ristorante, no? Un cameriere che ne esce pazzo, gli fa un assaggio in un ristorante, ammazza il cuoco e ci porta e sposi a ricchio del cuoco mondiale e sposi. Il cameriere che diventa pazzo perché la signora gli rompe le balle, il bicchiere sporco me lo cambia, la forchetta me lo... da tutto mangiare e ammazza tutto. E lui a un certo punto ha un raptus di follia. Basta, E alla fine scappa lui con lo sposo, perché non solo era cameriere, scappa con lo sposo, no? Anch'io, Claudio Malizia, in autostrada Catania Messina a 36 gradi a scollo alla Catalla. Lo senti? Scollo dalla callalla. Alle 13 e quasi 10 minuti, perché manca un minutino, che fai Tonietta? Che fa? Ma che sta Ma che facendo? fa? Ma perché queste cose dementi, dico io? Ma perché ormai è così, Carusi, è tutto il gas che respira sul letto, capito? Perché stamattina l'argomento Sì, lo era so. se volesse rinascere in un Animale, animale sì. che qualcuno mi ha chiesto, ma secondo te Gianfranco in che animale rinascerebbe? Io ho detto finalmente rinascerebbe essere umano, finalmente. Grazie. Hai capito? Sei veramente un grandissimo amico. Ciao Giuseppe Gianfri, sono Carmelo, ho 10 anni, quest'inverno ho avuto bisogno di un aiuto in matematica, ho telefonato a mia zia, ancora aspetto la risposta. Buono. Lo sai che ti dico, chi fa da sé fa per tre. Grande! Vai! Oh, mare, pronto, sogno Carmelo, mare zia. Senti, quando fa 7 per 6? Aspetta un attimo, ma sia che sto tornando, ti chiamo io fra 5 minuti. No, ma non gli ha proprio risposto. Dopo 6 mesi. C'è anche Tony Etna oggi, per cui Sì. quello che stiamo facendo qui, bene o male, lo potreste rivedere anche su YouTube su Pianeta alla Catalla. Ma voglio anche ricordare nell'occasione il pianeta invece dedicato all'Etna. Come si chiama Vieni qua, il tuo canale di YouTube? Passione Etna, che da Oh. oggi ha anche la pagina Facebook. Hai Passione capito? Etna. Perché non lo dici, Cannarozzone? E lo Dov'è sta la dicendo. pagina? C'è anche un logo che si chiama Passione Etna, proprio come il sito, lo vedete? Eccola qua la pagina di Tony Etna. Quanti amici c'hai, Tony? 178. E non ti vergogni? 178 persone Cominciare soltanto in un sito grande quanto l'Etna. 178 persone si perdono. Complimenti Gianfranco, ricordami come fare per acquistare la tua canzone. Se me lo scrivi è meglio. Poi magari gli lasci sì, qua sì, lo su scriviamo, WhatsApp anche la possibilità, oppure scrivilo sulla tua pagina. Vogliamo ricordare la tua pagina? Cercate Ok, la... va bene. Sì. Ah, non l'hai ricordata? Dai, va. Come si chiama? Non lo dico più. Cercate la pagina di Gianfranco, cercatela e basta. Se no, scusa, se vi diciamo come si chiama non la cercate più, la trovate subito, no? Ma Jonathan e Licca Mastice che fine hanno fatto? Oh mare, siamo troppo persi! Vuoi finire? Sono persi. C'è Bettino. È quello della famosa trasmissione Che tutti conoscono quella... Jungle Boogie. No. Shooting Break. No, Gangbang. No, ma chi Beat, Gangbang è un'altra cosa. Broski Beat, no. No, ma- cosa? Aspetta, qual è? Black and Decker. Black and Decker, il fondatore di Trapani. Sì. Devo dire che quando entra la batteria e questo piano di sottofondo la canzone prende un altro È respiro. davvero una bella canzone. Love is a Temple, Mario Biondi. Mi piace tantissimo questo disco. I'm Mario Biondi from Fortino. And this is my last single. My last track. Love is a Temple. Do you listen? Ecco, stavo per dire. Ciao Gianfi, a domani. Ciao ragazzi, a alla domani, Catalla, alla ciao. Catalla is on my mind.